Vincitore, 23 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2013. Come potete ben vedere ci troviamo all'interno del nostro menu principale pronti a intraprendere il 15° Gran Premio della nostra stagione. Allora, tra poco voleremo per Suzuka, pronti a sfidare il nostro grande rivale Lewis Hamilton, il quale in questa sessione di qualifiche e nella sessione di prove libere precedenti che avete visto soprattutto nella pagina Facebook è stato davvero molto prestazionale. Però sicuramente la nostra Williams non è stata da meno, quindi ci sarà davvero una sfida molto emozionante. Vi ricordo che siamo a 179 punti, dando un'occhiata alla classifica piloti, a un paio di punti dal nostro Sebastian Vettel, ma davvero a circa una trentina di punti dal nostro Lewis Hamilton, quindi dobbiamo stare sempre con gli occhi aperti. Per quanto riguarda la classifica costruttori, la nostra Williams ricopre la quarta posizione dell'intera classifica e credo che dobbiamo difenderci dalla Lotus, perché non penso che in 5 gare riusciremo ad arrivare alle possibilità della Ferrari, quindi dobbiamo puntare molto sul nostro campionato piloti. Benissimo, per quanto riguarda la nostra carriera, quest'oggi intraprenderemo il Gran Premio del Giappone, ma come ben sapete è sempre meglio dare un'occhiata alle nostre informazioni del circuito. Vediamo un pochettino qualcosa in più su Suzuka. Ecco il giro di Suzuka, ci siamo. Per preparare il giro al meglio affronta la chicane finale tenendoti largo, in modo da poter accelerare al massimo sul rettilineo iniziale. Questo è uno dei circuiti migliori al mondo per ogni pilota di Formula 1. Scendi dalla collinetta e avvicinati alla curva 1. Trattieni il respiro e resisti alla forza di gravità che si accumula nel tuo corpo mentre la curva si stringe. In uscita sali sul cordolo. Ora inizia una sequenza tecnica. Usa l'inerzia e sposta la vettura da sinistra a destra e poi da destra a sinistra. Sfruttare lo slancio e cambiare direzione ad alta velocità è fondamentale qui. Devi riuscire a non frenare mentre affronti questa sequenza di curve. Ora sali sulla collinetta verso le curve Degner. Sposta la vettura sul lato sinistro del tracciato, ma non esagerare con la velocità, perché il cordolo a sinistra è pericoloso. Scala 2 marce, affronta la Degner 2 usando tutto il cordolo a tua disposizione, quindi passa sotto il ponte verso la curva 11. Raddrizza la vettura e rallenta scendendo in seconda marcia. La velocità minima è di circa 80 km/h. Fai attenzione all'aderenza, non salire troppo sul cordolo in uscita e mantieni la velocità salendo sulla collina verso la curva a cucchiaio a destra. Sentirei di nuovo l'accelerazione di gravità sul tuo corpo. Rallenta in vista della curva a sinistra, la prima parte della curva a cucchiaio. Ora rallenta ancora di più, stringi e tocca la corda della curva, ma mantieni la velocità perché dovrai risalire lungo la collinetta in sesta o settima marcia. A questo punto puoi usare il KERS. Mentre ti avvicini alla curva 130R, entra in settima piena, accelera al massimo, tieni duro e trattieni il respiro usando tutto il tracciato disponibile. Domenica potrai anche effettuare sorpassi in questa sezione, ma poi rallenta fino alla seconda marcia, sposta la monoposto a destra e poi a sinistra. Sali sul cordolo a sinistra e in uscita di curva usa tutto il tracciato disponibile. Ecco fatto, il giro a Suzuka è completato. Bene, come potete ben vedere il circuito di Suzuka comprende 13 giri, 5,81 km a giro ed è molto impegnativo, ma a sua volta è anche uno dei più divertenti dell'intero campionato in Formula 1. Quindi vediamo un pochettino di divertirci insieme e lanciamoci immediatamente verso i nostri box Williams. State a vedere! Ed eccoci ragazzi all'interno dei nostri box Williams. Allora, come potete ben vedere siamo finalmente all'interno della nostra monoposto. Il sole splende alto nel cielo e ci sono 25 gradi centigradi. Siamo riusciti a ottenere l'8ª posizione proprio siamo già nella zona punti. Dobbiamo riuscire quindi a migliorare, arrivare al 6º posto e magari riuscire a ottenere la posizione di Lewis Hamilton, il quale partirà dalla 3ª posizione. La pole è sempre di Sebastian Vettel, accompagnato dal suo connazionale Nico Rosberg. Però attenzione, Pastor Maldonado non si ritrova in zona punti, quindi sempre siamo messi in difficoltà per quanto riguarda la classifica costruttori. 13 giri da affrontare con delle gomme usurate all'88%, circa 90%, per via dell'unico giro che ho effettuato a Suzuka, ma sono molto soddisfatto della prestazione in qualifica. L'assetto che sono riuscito a sviluppare è molto diverso dai consigli che ci ha dato la voce narrante appunto e onnisciente nella prima parte della spiegazione, perché consigliava un carico aerodinamico basso,
basso, ma io mi sono concentrato su un carico aerodinamico abbastanza elevato per sfruttare una grande velocità nelle diverse curve. Non so, mi trovo meglio con questo assetto. Ho provato un assetto anche con un carico aerodinamico medio, ma non mi trovavo molto bene. Così invece riesco a ottenere grandi prestazioni, almeno in qualifica ci sono riuscito. Per quanto riguarda la frenata, sempre verso il posteriore, per quanto riguarda il mio stile di guida, in modo tale da avere un leggero sovrasterzo, una pressione sempre elevata, perché ricordiamo che è un circuito che mette a dura prova sia pneumatici che freni. Per quanto riguarda il bilanciamento, ho puntato davvero molto, ragazzi, sulla trazione e anche ovviamente sulla reattività. Date un'occhiata, i pneumatici si useranno molto rapidamente, però per grandi prestazioni servono sicuramente grandi sacrifici. Le sospensioni sono sicuramente meno alte dal suolo per quanto riguarda gli scorsi Gran Premi, quindi sono abbastanza basse, però sono molto rigide, quindi sicuramente ci daranno grandi possibilità in accelerazione. La cosa che non mi convince molto è il cambio. Allora, ho provato questa specie di cambio che va a crescere, un cambio crescente verso rapporti più alti, però è stato davvero molto utile. Però forse tra la quinta e la sesta marcia c'è qualche problema, o addirittura tra la quarta e la quinta, non sono sicuro, però c'è forse qualche marcia che non viene sfruttata a dovere, quindi probabilmente dovevo aggiustarlo meglio. Però così sono riuscito a ottenere grandi prestazioni anche nelle scorse sessioni, avete visto i risultati sulla pagina Facebook, e quindi forse può andare, però è un cambio insolito, quindi ragazzi non so se ve lo posso consigliare. Per quanto riguarda l'unità motore, grazie al cielo utilizzeremo la settima testata con il 98% di potenza che viene erogata, la quale ci consentirà di raggiungere la velocità massima, ragazzi, di 300 km/h, 305 con 6 con DRS attivo. L'allineamento invece si è lanciato molto più sull'aderenza in curva e sulla stabilità in curva. Purtroppo non abbiamo grandi possibilità di raggiungere velocità massime, infatti vedete la scocca anteriore e posteriore è più orientata verso l'interno che verso l'esterno, la quale ci garantirà una grande aderenza in curva. Quindi è un assetto molto personale, ma mi trovo abbastanza bene. Ok, la nostra strategia di gara, molta attenzione. Allora, intanto mi sistemo un attimino il microfono. Perfetto, ok, allora ci fermeremo, ragazzi, al sesto giro, ma forse ci fermeremo anche prima perché le gomme non credo che ci arriveranno. Quindi sesto giro, metteremo pneumatici duri, partiremo pneumatici morbidi, al sesto giro, ok, carburante prudente. Va bene, quindi sesto giro, pneumatici duri, ok. Casomai ci fermiamo prima. Pastro Maldonado è pronto, quindi ragazzi pronti a gettarci all'interno della nostra fossa dei serpenti. Vediamo un po'. Ed eccoci, ragazzi, all'interno della nostra ottava posizione di partenza. Raikkonen e Massa davanti a noi, 5 gare restanti e 5 semafori accesi. Ed ecco che inizia il Gran Premio di Suzuka in Giappone, ragazzi. Le autovetture lasciano la loro postazione di partenza. Felipe Massa, Raikkonen davanti a noi, anche Mark Webber cerca di destreggiarsi. Attenzione, vediamo di utilizzare il KERS anche più avanti. Tentiamo un pochettino di difenderci anche all'esterno. Curva, attenzione, attenzione, Nico Rosberg. Io tengo la vettura a fatica. Vediamo un pochettino proprio all'entrata delle prime curve, vediamo se possiamo superare il pilota della Lotus. Mamma mia, lo conduciamo all'esterno, ma che lotta! Attenzione, le autovetture cercano di fare del loro meglio, vediamo se possiamo raggiungerlo in questa prima fase. Avete visto, ragazzi, che grandi contatti nella prima parte del circuito, vediamo di stare molto concentrati, vediamo se possiamo fare del nostro meglio. Attenzione, eccolo qui Raikkonen davanti a noi, vediamo se possiamo mantenere sempre la trazione al massimo. Grande partenza anche della Williams, anche se non è stata molto pulita. Mamma mia, attenzione, tocchiamo purtroppo il pilota finlandese e si parte con una grande accelerazione. Lewis Hamilton davanti a noi è il nostro rivale, ragazzi. Abbiamo superato due piloti salendo sul cordolo con la parte sinistra dell'autovettura e ancora si sfreccia in avanti con il nostro carburante al massimo. E adesso che dobbiamo tenerlo al massimo, perché dobbiamo recuperare i piloti che abbiamo davanti. E attenzione, si va galoppando in avanti. Lewis Hamilton davanti a noi, si utilizza, ho impostato anche il cambio manuale, ragazzi, se ho bisogno di cambiare qualche marcia. E ancora si sfreccia in questa grandiosa domenica di primavera a tutta forza. Vediamo un pochettino, sole alto nel cielo, Lewis Hamilton davanti a noi e nervi saldi. La curva 130R, eccola qua, affrontata in maniera egregia. Eccoci nell'ultimo settore pericoloso, eccolo. Mamma mia, si va in avanti, si trotterella in avanti. Il nostro Lewis Hamilton è proprio davanti a noi, dobbiamo riuscire a raggiungerlo. Utilizzerò ancora il carburante per un po' al massimo, dobbiamo riuscire ad avvicinarci. Abbiamo KERS pronto e sicuramente un ottimo giro appena effettuato. Eccoci arrivati. Mamma mia.
Eccoci, tentiamo appunto di avvicinarci. Ancora Lewis Hamilton davanti nella sezione delle prime curve del primo settore. Dobbiamo essere davvero molto rapidi e attenti, sono curve davvero molto pericolose. Avanti, avanti, vediamo se facciamo del nostro meglio. Grande prestazione, ancora lo vediamo Lewis Hamilton, ma è molto veloce, però sicuramente siamo anche noi veloci perché non ci stiamo facendo raggiungere dal nostro Mark Webber. Attenzione, ancora in avanti, abbiamo migliorato il nostro giro di qualcosa. Cerchiamo di essere rapidi e competitivi. Ancora tutte le credo che ci sia una Ferrari lì in mezzo, o sbaglio? Vediamo un pochettino, attenzione. Sì, è la Ferrari probabilmente di Fernando Alonso. Attenzione ancora, vediamo se possiamo recuperare qualcosa con il nostro KERS in accelerazione. Però adesso ragazzi dovrò sicuramente limitare il consumo di carburante, non possiamo più tentare. Adesso dopo la curva cucchiaio cercherò di limitare il consumo nel nostro grande serbatoio. E ancora la frenata della Williams riesce a rimettere in carreggiata la nostra grande autovettura. Attenzione, ancora si continua, lo possiamo raggiungere ragazzi, però il carburante ci deve bastare. Allora per adesso vediamo di evitare il consumo e cerchiamo di continuare. Attenzione ancora Mark Webber dietro di noi, si vede come l'alettone di Mark Webber molto più basso del nostro gli dà possibilità di sorpasso. Forse dovevo impostare gli alettoni un pochettino più bassi, magari al 7 e al 6° livello. Attenzione ancora, si va in avanti alla ricerca di Lewis Hamilton che è davanti a noi, il nostro grande rivale, però dobbiamo riuscire ad ottenere del nostro meglio. Purtroppo in questa sezione il DRS è abilitato e sarà qui che Mark Webber riuscirà ad ottenere la prestazione migliore. Eccolo che arriva davanti a noi, ma forse siamo riusciti a fare del nostro meglio e siamo riusciti a introdurci all'interno della nostra grande curva. Attenzione, grande distacco da parte di Fernando Alonso sul nostro pilota inglese davanti a noi. Attenzione, ancora si vanno a pennellare le curve che abbiamo davanti, si affrontano davvero in maniera decisa. Attenzione ancora, dobbiamo cercare di tenerlo a bada Lewis Hamilton, anche se è molto difficile ragazzi, quasi impossibile raggiungerlo perché è molto veloce e come ben sapete ci sono tanti fattori che ci impediscono di raggiungerlo: il carburante, le gomme, ma questa volta anche molto veloci in questo settore. Mamma mia, adesso ci siamo lanciati troppo sul cordolo e abbiamo perso qualcosa. Attenzione, ancora si va in avanti, i piloti davanti a noi, Lewis Hamilton a sinistra, vediamo un po' davanti a questa grandiosa curva. Benissimo, vediamo se possiamo recuperare con il nostro KERS. 1,40 come giro migliore, in qualifica ho ottenuto anche 1,37, ma avevo delle gomme perfette e comunque non voglio sacrificarle molto, dobbiamo tenerle per altri 3 giri, ma credo che ci dobbiamo fermare al 5° giro. Attenzione, si va in avanti, si cerca di sfruttare al massimo le nostre possibilità di azione ed ecco che si va ancora in avanti nella nostra grandiosa curva cucchiaio. E qui ancora Mark Webber, una spina nel fianco perché la nostra autovettura non è fatta per il rettilineo, anche se dovevo ancora un pochettino abbassare gli alettoni. Ed eccoli che arrivano dietro di noi, ma sicuramente non sono in grado di superarci. Eccolo che ha potuto tentare di fare qualcosa, ma niente. Ancora la nostra autovettura riesce a difendersi molto bene, facciamo strike ma lo stesso riusciamo a mantenere un ottimo aspetto. Eccoci, andiamo e sarà qui che Mark Webber con il DRS attivo riuscirà a fare qualcosa. Riteniamo che entro 5 giri Webber effettuerà una sosta. 5 giri, attenzione, come farà 5 giri? Che gomme ha in titanio ragazzi, mamma mia, 5 giri. Attenzione, vediamo se possiamo fare del nostro meglio. Grande mossa, purtroppo sto perdendo qualcosa ragazzi, si vede che le gomme stanno cominciando a usurarsi ed eccoci, ma ancora stiamo mantenendo un ottimo passo gara, siamo al 4° posto. Ho visto che qualcuno di voi ha scommesso sul podio, però con queste gomme ragazzi che si usurano troppo velocemente non potrò farcela quasi mai. Attenzione, eccoci, grande mossa. Attenzione, abbiamo dell'ottimo KERS da poter spendere, però ragazzi davvero ho sbagliato una piccola cosa, dovevo forse rendere l'autovettura più favorevole al rettilineo, però avete visto che in queste curve me la sto cavando anche abbastanza bene, abbiamo ottima trazione e quindi forse i valori dovevo portarli al 6° livello. Attenzione, anche da questa parte si riesce a ottenere un'ottima pennellata nei riguardi del cordolo, ma Lewis Hamilton è ancora davanti a noi. Miscela normale per adesso, le gomme anteriori sono usurate, però sicuramente quelle che ci interessano sono quelle posteriori, perché quando perderanno loro la scocca per darci accelerazione sicuramente saremo ragazzi persi, quindi ancora abbiamo possibilità di fare del nostro meglio. Ancora si va in avanti con un intero serpentone dietro di noi che non riesce ad acciuffarci perché proprio nelle curve siamo più veloci noi, nel rettilineo sono più veloci loro, quindi un pochettino compensiamo la mancanza. Potete vedere Lewis Hamilton quanto ci distanzia. Attenzione, la curva 130R affrontata molto bene, 5 decimi dal nostro pilota australiano.
Eccoci, perfetto ragazzi, siamo riusciti ad affrontare tutto come volevamo. Ed eccoci nuovamente qui davanti al muretto dei box. Mark Webber molto vicino alla nostra posizione. Vedete quanto recuperiamo ragazzi nelle curve, 3, 4 decimi, 5 decimi. Ma poi sicuramente lui riesce a fare meglio proprio nella sezione del rettilineo. Questa volta ancora con un po' di accelerazione in più. Avete visto l'icona delle gomme come ci ha fatto capire appunto che la nostra prestazione poteva diminuire da un momento all'altro. Cercherò di reggere anche questo quinto giro, perché le gomme dure ci devono durare. Suzuka è un circuito davvero molto complicato che mette le gomme a dura prova. Attenzione ancora davanti, mamma mia, si va in avanti trotterellando con il nostro grande Kers, si fa la barba anche alla curva davanti a noi. Eccoci davanti alle due sorelle, queste belle curvone, mamma mia, il cordolo è stato amico ragazzi, non ci ha fatto uscire fuori pista. Ed eccoci ancora Mark Webber dietro di noi, distanziato di qualche decimo, si cerca di andare in avanti, si cerca ragazzi la vittoria simbolica nei riguardi del nostro Lewis Hamilton. Non l'abbiamo ancora perso di vista e questo è un bene, significa che siamo prestazionali. Attenzione, ancora il sesto posto, obiettivo principale, ma le gomme sono davvero usurate, quindi non credo che riuscirò a tenere. Però ancora la macchina riesce ad andare abbastanza bene, io cerco di resistere. Attenzione, perfetto, ancora la Williams quest'oggi. Sir Frank Williams sarà entusiasta della sua grande prestazione e sarà qui che proprio Mark Webber tenterà di salire sulla cresta dell'onda e superarci con la sua tavola da surf. Eccolo che arriva, mamma mia, Mark Webber, il rettilineo è quasi terminato, la 130R finirà prima o poi questa lunga agonia ed eccolo che si avvicina. Lewis Hamilton prende 4 decimi, 3 decimi a giro. Eccoci, perfetto, affrontata bene questa volta la curvona grande. Cercheremo di rispettare i tempi con le nostre gomme usuratissime, ma date un'occhiata ragazzi come va a consumarsi la gomma anteriore sinistra. La vettura alle sue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza, sta cercando di ed eccolo che Mark Webber tenta il sorpasso, la grande azione del pilota australiano, però noi siamo all'interno, l'abbiamo condotta all'esterno e si combatte. Attenzione, attenzione, mamma mia, attenzione, attenzione, Mark Webber, attenzione, eccolo davanti a noi, mamma mia, devo stare calmo, attenzione, mamma mia dell'azione di Mark Webber, mamma mia, vediamo se riusciamo a riprenderlo. Oh, vai, 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 a tutta manetta, a tutta manetta, vediamo se ce la possiamo fare. Mamma mia, niente, Mark Webber è passato, non siamo riusciti più a riprenderlo ragazzi, ci ha passato, ma adesso vediamo se possiamo fare qualcosa. Le gomme posteriori però non reggono più. Allora cercheremo di passarla appena usciremo dai box ragazzi. È stata una grande mossa anche del pilota australiano, è riuscito a fare del suo meglio proprio in quella sezione. Adesso cambieremo il carburante al più presto. Perfetto, mamma mia, anche grande sorpasso del grande australiano qui davanti a noi. Però sicuramente potete vedere che le gomme non reggono più, non ce la fanno. Ed ecco che Raikkonen anche dietro di noi tenterà il sorpasso. Vediamo quello che vuol fare il pilota della Lotus. Tenterà proprio adesso un altro sorpasso nei riguardi della Williams, che ha le gomme completamente usurate, 1 contro 1, attenzione, ed eccolo, e nella 130R ci intrufoliamo all'esterno, ce l'abbiamo fatta. Potete vedere ragazzi, stiamo perdendo parecchio per quanto riguarda il giro precedente, ma le gomme davvero non le riesco più a tenere. Andiamo ed ecco che Mark Webber effettua, no, Mark Webber va in avanti e noi dobbiamo entrare ai box insieme a una carrellata di piloti, credo le due Lotus. Mamma mia, grande lotta con Webber, non ce l'abbiamo fatta, la nostra autovettura non ha tenuto più, non avevamo più aderenza, ma grande passione anche nel combattimento che abbiamo appena adesso effettuato. Gomme dure, perfetto, si attende un po', ma siamo usciti in 5 secondi. Davanti a noi è passato Hülkenberg con gomme nuove. Io adesso imposterò il carburante sulla massima potenza. Ok, carburante miscela elevata ragazzi, adesso concentrazione per riprendere i piloti che abbiamo davanti. Attenzione. cerca di preservare i pneumatici. Allora, andiamo di andare in avanti, abbiamo diverse curve davanti a noi, possiamo fare davvero tanto meglio. Attenzione. Andiamo, vediamo se possiamo recuperare Hülkenberg che è davanti a noi. Eccolo, eccolo, mamma mia quanto è veloce. Abbiamo del Kers, con questo forse possiamo avvicinarci. Attenzione, attenzione, vediamo se possiamo farcela. Molto vicino. Oh. È molto vicino, è gomma contro gomma, 1 contro 1. Hülkenberg a grande accelerazione, le nostre sospensioni ci danno ottima trazione. Siamo all'esterno, lui è all'interno. Vediamo. Nei prossimi giri non possiamo rischiare
Sì, adesso lo passo, amico mio, ma un attimo, sono molto preso dall'azione. Avanti, avanti, utilizziamo il nostro cambio manuale. Grande. Allora, nuovamente miscela normale nei prossimi giri. Allora ragazzi, abbiamo effettuato tutto quello che potevamo. Quello che appunto potevamo l'abbiamo fatto. E adesso dobbiamo stare solo tranquilli. Carburante normale, la nostra grinta l'abbiamo buttata fuori. E adesso dobbiamo cercare di mantenere la nostra posizione. Adesso cambierà l'assetto della gara, perché sicuramente i piloti usciranno dai box. Avanti, intanto cercheremo di raggiungere il Raikkonen che sta avanzando davanti a noi. Ed ecco che passano i piloti al muretto. Cercheremo di dare una bella spinta alla nostra autovettura con il nostro Kers. Avanti che riusciamo a passare qualcuno. Sta uscendo la Ferrari di Felipe Massa, credo, ma ce l'abbiamo fatta intrufolarci. Perfetto, mamma mia. Sesto posto per quanto riguarda la nostra posizione attuale. Benissimo, vediamo di seguire il Raikkonen a una velocità. La vettura che ti precede abbia impostato il motore sulla potenza standard. Va bene, però dobbiamo cercare di continuare. Allora, vediamo di mantenere la nostra posizione. Allora, peccato per Mark Webber, ragazzi, potevamo fare davvero tanto meglio. Allora, si cerca di procedere. Raikkonen ancora mantiene il quinto posto. Io cercherò di distanziare la Ferrari che abbiamo appunto di dietro. Eccoci, mamma mia, attenzione che non solo noi possiamo sbagliare, ma anche gli altri piloti che abbiamo davanti. Perché ci stiamo avvicinando così tanto a quel pilota davanti a noi? Eccoci, chi è che c'è davanti a Raikkonen che lo fa così tanto rallentare? Vediamo un po', dobbiamo vedere. Ma dov'è Lewis Hamilton? Non si vede. Non vorrei che sia arrivato al primo posto, sarebbe davvero una cosa spiacevole. Vediamo un pochettino come va il nostro carburante. Ottimale, perfetto. Tocchiamo un pochettino il cordolo. Avanti, avanti, avanti. Si va alla grande. Che grande no, ho rallentato troppo, maledizione. Ho perso qualche 3 decimi, ragazzi. Tanto si va in avanti a tutta forza. Il nostro alettone cercherà di farci arrivare a una grande velocità massima, però anche la campanatura non è delle migliori. Abbiamo recuperato per quanto riguarda il giro precedente. Il vantaggio sulla vettura alle tue spalle è di un solo secondo, fai attenzione. Facciamo attenzione, ma questa volta pessimo giro, pessimo terzo settore più che altro. E avanti, Raikkonen ancora davanti a noi, il finlandese, quinto posto. Abbiamo perso, abbiamo guadagnato solo qualche posizione. Attenzione che Felipe Massa si avvicina ancora di più. Lewis Hamilton terzo posto, peccato. Vediamo di continuare ad avanzare. Forse riusciamo a sgraffignare. No, questi ci mangiano, ragazzi. Ci mangiano. Il contatto diretto con Felipe Massa, che appunto tenta di avvicinarsi. Attenzione, ancora si va in avanti. Gran Premio di Suzuka, molto complicato ma anche molto intenso. Si cerca di andare in avanti ancora, dosando l'acceleratore e il carburante. Mamma mia, attenzione. Ancora si va in avanti. Vediamo se possiamo acciuffare il nostro pilota finlandese, ma è molto duro. Potete vedere, guardate il distacco che c'è adesso con Felipe Massa. Nelle curve siamo molto più prestazionali noi. Attenzione, attenzione. No, piano, mamma mia. Allora, 2 decimi in meno, abbiamo recuperato. Attenzione, ancora si va alla grande. Chi è davanti a noi? Felipe Massa, le Ferrari, maledizione, sono molto rapide. Attenzione. No, quale Felipe Massa? Raikkonen, non mi devo confondere, sono molto concentrato. Attenzione, ancora si va in avanti. Spero che il carburante basti. Questa volta abbiamo utilizzato un po' troppo la miscela elevata, però cercheremo di farcela. Attenzione, ragazzi, attenzione, si va in avanti. Mamma mia. E sarà qua che forse il pilota della Ferrari, Felipe Massa, riuscirà a fare del suo meglio. Attenzione, ecco una piccola pecca, come vi ripeto da ogni giro, è il nostro alettone e la nostra velocità massima che non riusciamo a raggiungere. Vediamo se possiamo essere prestazionali da questa parte. Avanti, sesto giro, sesto posto. Attenzione, vediamo se riusciamo ad affrontare questa curva al meglio. Perfetto, attenzione a non far slittare i pneumatici. E si va. Dobbiamo sperare, ragazzi, che le gomme di Raikkonen si usurino prima delle nostre. Nono giro, inizio del decimo, 46 millesimi. Attenzione qua, Felipe Massa tenta di sorpa. Mamma mia, quanto è veloce. Attenzione, ed ecco il ferrarista. Mamma mia, no, oddio. Attenzione, il ferrarista, 1 contro 1, causato incidente. Ma quale incidente? E qua Felipe Massa non ha investito. Eccolo, dietro di noi. No, ha investito. No, che è successo? Attenzione, no, Felipe Massa è dietro di noi. Bandiera verde, la gara riparte. Attenzione, ragazzi, cos'è successo? Non voglio che Felipe Massa abbia investito per colpa nostra. Vediamo un pochettino, Felipe Massa è dietro di noi. Vediamo un po' cos'è successo. Vediamo un po'. Felipe Massa è dietro di noi, non è successo niente, a posto. Qualcun altro, ragazzi, si è fermato di dietro, ma non credo che... Attenzione, vediamo di stare un pochettino più attenti. Non volevo, ragazzi, colpirlo, però avete visto, gli scontri in queste sezioni sono molto pericolosi. Qualcun altro appunto sarà cioè sicuramente avete visto il contatto tra me e Massa appunto all'interno di quella curva. Sicuramente Massa come dire, ha impedito il passaggio al pilota che aveva dietro, e forse l'altro pilota è andato sullo sporco. Pensiamo che la vettura alle tue spalle abbia impostato il motore sulla massima ci vuole sorpassare. cercando di raggiungerti.
Ci vuole sorpassare, ragazzi, non c'è niente da fare. Dobbiamo cercare di mantenere la calma. Proprio nella sezione del DRS dobbiamo stare attenti. Purtroppo, come ben sapete, ho fatto questo piccolo errore. Ho garantito molto di più le curve al rettilineo, e proprio in queste sezioni molto pericolose il pilota dietro di noi guadagna tanto. Dobbiamo iniziare, ragazzi, una gara difensiva, poiché dobbiamo mantenere questa sesta posizione per la nostra scuderia. Ma sarà proprio qua, saranno 3 giri molto intensi. Sarà proprio qui che Felipe Massa tenterà di fare del suo meglio. Attenzione, questa è la sezione molto pericolosa. Cerchiamo di bruciarlo qui in partenza. Dobbiamo utilizzare il nostro DRS al massimo, il KERS al massimo. Eccolo, cercherò di farlo adesso. Eccolo che Felipe Massa si avvicina, si fa sempre più grande negli specchietti, con l'ala mobile posteriore sempre pronta, ed eccolo che arriva, ma stavolta niente, non è stato capace di sorpassarci. Mamma mia, purtroppo ho finito anche il KERS. Sarà ancora dietro di noi per questi 3 lunghi giri, questi 2 lunghi giri. Attenzione, ed eccolo ancora. Mamma mia, che gara, ragazzi, gara anche questa molto intensa. Però purtroppo il nostro assetto questa volta ha ceduto un pochettino. Ogni tanto cedono le mie abilità proprio nella gara, non riesco ad affrontare bene le curve. Questa volta veramente mi ritengo davvero all'altezza di questo circuito, però purtroppo l'assetto è più, come dire, prestazionale nelle curve che nel rettilineo. Avete visto appunto la pecca. E che io mi basavo molto, ragazzi, anche sui risultati delle qualifiche. Non ho mai combattuto un vero duello con le autovetture, e quindi, come dire, non ho avuto questo termine di paragone col rettilineo. Quindi, come vedete, la situazione è un pochettino più stabile qui nelle curve. Potete vedere, lo teniamo molto a bada, e lontano circa 7 decimi, quindi possiamo stare tranquilli. Devo essere ancora più concentrato per distanziarlo ancora di più. Attenzione, ancora si va in avanti. Mamma mia, ancora. Utilizziamo adesso il cambio manuale per cambiare, perfetto. Attenzione, ancora, 7° posto Felipe Massa, molto lontano da questa parte, dopo la curva Cucchiaio, ma anche senza DRS potete vedere come si avvicina per via del suo grande alettone. Ed eccolo, abbiamo anche la campanatura, ragazzi, che non ci fa raggiungere un'alta velocità massima. Attenzione. Eccoci, e sarà nuovamente qua che Felipe Massa tenterà il sorpasso. Non abbiamo neanche la possibilità di incrementare la potenza del nostro carburante, stavolta è molto vicino. E Felipe Massa, vediamo di costringerlo all'interno, ragazzi. Facciamolo passare all'interno, vediamo se possiamo farlo passare dall'altra parte. Eccolo che arriva, è molto veloce, ma Felipe Massa è uscito fuori pista. Mamma mia, ha rischiato troppo ed è uscito fuori pista. E sarà proprio qui, ragazzi, che possiamo cercare di andare in avanti e di sperare ancora un po' per qualche altro giro. Mamma mia, avete visto, ragazzi, chi tenta troppo, ragazzi, non arriva al suo risultato. Avete visto come è andato d'azzardo, come è riuscito a perdere l'onda che noi gli avevamo proposto. Gli abbiamo proposto un'onda più grande di lui e è arrivato a fare un bel wipeout, ragazzi. Mamma mia. Attenzione, intanto si va in avanti tentando di adesso recuperare. Mamma mia, Jenson Button 7ª posizione dietro di noi. Allora, avete visto, ragazzi, come noi ci siamo ripresi l'onda che ci aveva rubato. Gli abbiamo proposto un'onda più grande di lui, non è riuscito a raggiungerla, e appunto ha osato a sorpassarci all'esterno. Io mi ero messo appunto più all'interno per riuscire a farlo passare. Lui ha osato ed è arrivato al di là del cordolo, e appunto in quella grande accelerazione, con quella grande velocità massima, non è riuscito a tenere testa a quella grande curva, e quindi possiamo ritenerci soddisfatti della nostra prestazione. Allora, vediamo un pochettino. 6° posto, dobbiamo cercare di mantenerlo. Le gomme sono abbastanza usurate, però credo che rimangano salde per qualche altro giro. Carburante ancora ottimale, ci siamo levati un grande peso di dietro. Vedete adesso il Button è molto lontano dalla nostra posizione, possiamo stare tranquilli. Ok, possiamo anche rallentare l'andatura senza però fermarci, a appena 2 secondi, non è che siamo 30 secondi di vantaggio. Ed ecco che inizia l'ultimo giro qui a Suzuka, ragazzi, una grande gara. Purtroppo sono stato un po' sporco nei contatti con Massa all'inizio, per l'incidente che appunto abbiamo causato, più che altro che ho causato nella prima parte. Però, cioè, non è che ho causato un incidente, è stato Massa in relazione alla mia, come dire, al mio attacco, che ha perso il controllo e ha fatto sbandare quello che aveva dietro. Però sicuramente possiamo ritenerci soddisfatti della nostra grande prestazione. Non sono riuscito a ottenere granché proprio a livello di ricompense, però, ragazzi, parliamo a fine gara, fatemi concentrare, se no perdo qualcosa. Eccoci, fate, Jenson Button si sta avvicinando. Attenzione, cerchiamo di finire la gara e poi tutto l'angolo commenti che volete. Ecco, infatti ho perso 5 decimi e lui si è avvicinato di 5 decimi. Fai attenzione alla vettura alle tue spalle, ha solo 2 secondi di svantaggio. Se commetti un errore potrebbe provare a sorpassarti. Lo so.
Allora ragazzi, ecco l'ultimo rettilineo davanti a noi. Jenson Button, Vettel vince la gara. Jenson Button molto lontano dalla nostra posizione. Vediamo un pochettino se possiamo arrivare al nostro obiettivo. Eccolo, questa volta Lewis Hamilton è davanti a noi. Però questo incrementerà ancora più il divertimento. Attenzione, ed eccoci arrivati, mamma mia. Vediamo un pochettino quello che possiamo fare. Eccoci nelle ultime curve. Ed ecco che la Williams va a ottenere il 6° posto, come appunto afferma la nostra scuderia. Quindi sicuramente possiamo tenerci contenti. Non abbiamo alzato le mani al cielo, però purtroppo Lewis Hamilton ha guadagnato il podio ed è al 3° posto, quindi coppa di bronzo. Però è davvero una grande prestazione. 6° posto, ottima prestazione. Sì, sì. Lewis Hamilton è partito terzo ed è arrivato terzo. Però noi abbiamo fatto un salto di prestazioni dall'8° posto, dove vi è Perez, siamo arrivati al 6°, quindi grandi punti per il nostro campionato. Però purtroppo ragazzi non credo di ottenere la vittoria in questo campionato piloti, perché Sebastian Vettel è arrivato primo. Se avessi ottenuto il primo posto in questa gara avrei avuto delle opportunità, però purtroppo è arrivato primo e quindi non ci sono credo grandi possibilità, anche se forse niente perduto se ovviamente dovesse investire, dovesse ritirarsi qualche gara, in qualche gara avremmo davvero grandi possibilità. Però per adesso la situazione è molto diversa. Allora vediamo un pochettino. Maldonado ricopre sempre la 14ª posizione. Felipe Massa 22° posto per ritiro, con quella grande accelerata. Vorrei vedere il replay ragazzi, non so se si può fare, non l'ho mai fatto, magari poi qualche volta provo, perché vorrei vedere proprio come ha investito Felipe Massa con quella grande accelerazione. Il direttore di gara ci dice appunto, ci chiarisce appunto come è finita la gara. Ancora pneumatici morbidi, Kilton sicuramente l'avrà messi dopo. E Felipe Massa ritiro. Allora vediamo un pochettino, torniamo indietro. Eccolo qua, vediamo se possiamo andare in avanti. Eccolo qua, avvertenza, penalità, incidente lieve. Eccolo qua, incidente di gara è stato solo il nostro. Penalità, avvertenza, solo una piccola avvertenza. Ok, allora indietro, prosegui. Allora hai mantenuto la tua posizione in classifica piloti, 2° posto. Non sarei così felice, perché Fernando Alonso è arrivato secondo ragazzi, e quindi ha ottenuto tantissimi punti in più. Vettel ormai è andato via. Allora facciamo un conto, 3 fanno 90, qualche 30 punti davanti a noi, 25 punti così. Quindi ancora non è perduta la situazione, perché abbiamo 4 gare. Però dobbiamo ottenere almeno una vittoria in queste 4 gare ragazzi. Davvero mi devo concentrare, perché se riusciamo a ottenere anche 2 vittorie davvero abbiamo possibilità di arrivare primi. Però la situazione è davvero molto aperta. Guardate, Lewis Hamilton 156, noi 187. Davvero è tutto ancora molto aperto, perché davvero non sono sicuro neanche se possiamo arrivare al punto tale da ottenere il posto della Mercedes di Lewis Hamilton. Quindi davvero la situazione è ancora apertissima. Però questa gara ovviamente ci ha dato 8 punti. Siamo rimasti noi nella nostra stessa posizione, però abbiamo purtroppo subito le conseguenze della gara. Avete visto Fernando, Hamilton, questi posti davvero che ci distaccano molto. Sono arrivati terzi, secondi, quindi davvero dobbiamo fare del nostro meglio. Magari un 4° posto già andava meglio, però il 6° può andare anche bene. Allora, battaglia fra piloti, intervista a Edward Van Helgen dopo la gara a Suzuka. È emerso piuttosto chiaramente che uno dei suoi obiettivi era battere Pastor Maldonado. Ormai questo obiettivo si è fermato ragazzi a Monte Carlo, anche prima. Comunque grande vittoria per Vettel ovviamente. Va bene, eccoci qui. Attenzione, una offerta niente, però 3 email. Prossima gara in... dov'è? Attenzione, allora c'è sole. Questo mi sembra che è il circuito di Nuova Delhi in India. Ok, sarà disponibile il nostro nuovo componente. Grande, dati di gara, vediamo un pochettino. Ci sarà sole, un circuito molto particolare. Però ragazzi, se avessi impostato la vettura un po' più da rettilineo, quindi se avessi diminuito un po' quei valori da curve, forse sarei riuscito a ottenere il 5° posto, però non oltre. Davvero non pensate grandi cambiamenti come 1° o 2° posto, perché non lo so. Però forse sarei riuscito ad arrivare al 5° posto superando Jenson Button. Comunque è anche un'ottima prestazione. Siamo riusciti a fare tanti punti in questo campionato. Comunque spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto. Ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay, che sarà il Gran Premio dell'India. Quindi 4 gameplay alla fine, se non sbaglio. Sì, perfetto. E quindi ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate. Ci becchiamo all'interno della prossima avventura. Ciao a tutti. Cosa ne pensate? Ci becchiamo all'interno della prossima avventura. Ciao a tutti.